Purtroppo da qualche anno c'è carenza di loculi della parte comunale. Così l'amministratore degli uffici comunali del cimitero di Talzano, Francesco Piccinno, descrive le difficoltà che gli abitanti del quartiere, ormai da un anno, sono costretti a vivere durante il doloroso momento della sepoltura di un loro caro. La mancata disponibilità di loculi, inoltre, crea disagi anche ai cittadini di Lama, San Vito e Tramontone, che si rivolgono al Santa Maria Porta del Cielo di Talzano per la tumulazione. Un'affluenza di richieste è diventata ormai insostenibile, circa 500 defunti all'anno, ha raccontato Piccinno, che oggi purtroppo non trovano pace facilmente. Salme che vengono affidate temporaneamente alle associazioni di mutuo soccorso associate al cimitero e non solo. Posso andare al cimitero di Taranto che c'è la disponibilità. Però ci sono dei cittadini che dicono io risiedo qui a Talzano e desidero rimanere qui a Talzano. Oppure perché hanno già altri parenti qui tumulati, quindi. Un'altra soluzione che gli amministratori del cimitero offrono è la cremazione della salma, una pratica sempre più diffusa sul territorio tarantino. Da un anno a questa parte sta incrementando sempre di più, perché possono andare in celletta, possono andare pure se hanno un loculo, possono andare nello stesso loculo dove già è stata tumulata un'altra salma. Una situazione scomoda per i cittadini denunciata anche da Casertigiani negli scorsi giorni, che si è aggravata negli ultimi mesi a seguito della caduta dell'amministrazione Melucci. Nel 2024, ha spiegato il presidente di categoria delle associazioni di mutuo soccorso di Casertigiani, Antonello Pignatelli, una società siciliana ha presentato il piano di ampliamento per il cimitero nella parte nuova, che il comune ha deliberato insieme all'ASL e alla soprintendenza. Lo stallo ad oggi, ha sottolineato, riguarda il settore economico-finanziario. Una condizione che potrebbe smuoversi nei prossimi giorni grazie all'incontro richiesto dalle associazioni all'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce, che porterà avanti la gara del progetto. Un primo passo, ha detto Pignatelli, che potrebbe portare all'istituzione di un tavolo tecnico con tutti gli attori locali interessati. Non è da escludere però la risoluzione della vicenda attraverso l'affidamento ai privati, nonostante ci sia ancora da decifrare il contenzioso con i vecchi affidatari.